A 7 euro che c'è il corteo che la sono. Ah, ma sono capito male. Torna indietro e mettete con voi. Compa! Compa, diteli a Christian di non ballare! Se la chiamano. Ecco tutti insieme. Oh così! La rama! Ehi! Che va a mettere la Bravo, di musicante, Bravo. Io faccio cantare. Lasciami stare per vedi poi scappare dalla braccia. Perché? Ma sì, non è facile, ora sì che non è aspetta.
isole lo fa attraverso un'associazione culturale che dal 1976 va avanti con tanto orgoglio e con tanta passione per conservare, per divulgare quelle che sono le tradizioni popolari di questo centro. Quella di oggi è una serata che giunge alla sua quinta edizione, che trova in questo 2014 un valore speciale, perché festeggiare 38 anni di attività, 38 anni insieme alla ricerca, alla salvaguardia di quello che è il patrimonio delle tradizioni della nostra isola è davvero un traguardo di successo. Quindi il primo applauso lo dedichiamo a loro, l'Associazione Culturale Gruppo Folk Santa Ruga di Orosei. Adesso avremo ovviamente modo di vederli ballare, di ammirare quella che è la bellezza dei loro costumi, ma prima una nota da spendere su questa quinta edizione di colore, sessono, scanto, ballo tradizionale della Sardegna. Nel nome della manifestazione è racchiuso quello che è il sentimento identitario dell'isola dei Sardi, e questa associazione in questo 2014 ha deciso di allargare i confini, non solo protagoniste le formazioni che arrivano da ogni centro della nostra isola, ma si allargano appunto i confini musicali, perché protagoniste saranno altre regioni, altri stati provenienti da tutto il mondo. E grazie alla Spagna, all'Ungheria e alla Bulgaria questo evento, questa manifestazione assume i toni di un festival internazionale. Quindi io direi una cosa: Giampaolo, il primo saluto lo facciamo anche a te, Giampaolo Piredda, che ci accompagnerà con il suo organetto per tutta la durata del nostro incontro. Suoni, così possiamo accogliere la rappresentanza di tutti i gruppi per appunto salutarli in questo primo momento. L'applauso per l'associazione Santa Ruga di Orosei che ci raggiunge qui sul palco. Sono loro gli organizzatori di questo evento, protagonisti. Poi abbiamo da Galtellì il gruppo Mini Folk Santa Maria e Turres. Adesso ci raggiungono qui sul palco giovani che indossano l'abito tradizionale del loro paese per portare avanti con tanto orgoglio quelle che sono le tradizioni di questo centro dell'isola. Subito dopo Galtellì è il momento del primo gruppo straniero che avrà la possibilità di esibirsi su questo palco oggi, quindi la Bulgaria da Sevlievo Razvite. Questo è il nome della formazione che ci raggiunge ora. Giampaolo, tu se vuoi ci puoi accompagnare con i suoni. Ecco il gruppo, in questo caso la coppia in rappresentanza della Bulgaria. Poi noi idealmente torniamo in Sardegna. L'Ogliastra è un paradiso da scoprire, così come recita lo slogan, e noi dall'Ogliastra abbiamo il gruppo folk Dil Bono. E anche il Bono è pronto per danzare questa sera con noi. Ovviamente Orosei è un centro che si racconta attraverso quelle che sono le sue tradizioni, la sua cultura, e quando si parla di cultura si torna indietro nel tempo e si parla di concordo e tenore di Orosei. Il canto della settimana santa e poi l'intreccio delle voci che dà vita appunto al canto a tenore, questo canto valorizzato dall'UNESCO nel 2005, riconosciuto come patrimonio dell'umanità. E poi ancora andiamo in Ungheria con The Kerka Cultural Association, città Lanti, e loro sono i protagonisti dell'Ungheria. Ben trovati anche a voi. Ancora Orosei protagonista con il tenore su Remedio. E a seguire la Spagna, Arenilla da Borriana, Regione Valencia. Altri protagonisti di questa quinta edizione del nostro festival, ecco che ci raggiungono qui sul palco. E loro sono i rappresentanti dei protagonisti che tra poco vedremo ballare qui sul palco. Ovviamente ci troviamo a Orosei e il saluto iniziale, il saluto, ovviamente il messaggio di benvenuto a tutte queste edizioni popolari di Sardegna. Il lavoro compiuto dall'Associazione Culturale Santa Ruga sta proprio in questo, il valore aggiunto è nel sapere e nell'essere riusciti a tramandare, a divulgare la loro passione per il ballo. Quindi un bel applauso per questi giovani che indossano le tradizioni di Orosei. Gruppo Mini Folk Santa Ruga.
disconnettevi già, perché c'è un momento che precede il vostro inizio, il vostro ballo. Quando si parla di Sardegna si parla di suoni e di canti, e quando si parla di canti si parla anche di emozioni che hanno viaggiato oltre i confini dell'isola di Sardegna e che hanno dato la possibilità appunto a tutti di conoscere quello che è il patrimonio della nostra terra. Maria Carta ha portato i suoni della Sardegna in tutto il mondo e oggi Martina Chisu ha il piacere di cantare per tutti voi uno dei suoi pezzi più belli, Le memorie della musica. Martina, raggiungici qua sul palco, io ti cedo il microfono, applauso e buona festa a tutti. Deus meu, no me des tantas lágrimas sin música. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Cantano, i ragazzi cantano. La voce di ogni popolo e raccoglie tutta la serenità. Chi la canterà, chi la scrive non lo sa, ma nell'aria c'era già. Ma sì, s'amore senza musica, non si resta insieme senza una canzone. È la liturgia di colore e di allegria che ci tiene con noi. Sono eterne le memorie della musica, perché in fondo le canzoni siamo noi. Anche se non vuoi le ritrovi prima o poi proprio come te. I bambini cantano e danzano, le memorie danzano e nascono nuove linee che le madri imparano. Deus meu, Deus meu, Deus meu.
lo sapevo che queste erano... Giovani protagonisti delle nostre tradizioni che saranno accompagnati in questo momento da Simone Argiola. Se quando si parla di Galtellì si parla di un altro centro della nostra isola molto interessante da tutti i punti di vista, non solo da quello naturalistico ma anche da quello storico e ovviamente dell'aspetto culturale.
Bravizie da Sevlievo. Ecco che ci raggiungono qui sul palco le ragazze che fanno parte di questa formazione, un'associazione che nasce nel 1959. Dovete sapere che i soci sono 250, sono diverse ovviamente le formazioni che raccolgono quelli che sono i protagonisti, questi 250 protagonisti che raccolgono, che valorizzano quelle che sono le tradizioni della Bulgaria. Un repertorio ricco, il loro, che ovviamente dà spazio a quella che è la tradizione, a quello che è il folklore, i balli che ricordano gli antichi riti della campagna, gli antichi riti, gli usi e i costumi di tutti i giorni sono appunto quelli che loro rappresentano. Direi che tutto è pronto, it's ok, partiamo? Perfetto, quindi basta un vostro applauso e ospiti di questo incontro gli amici della Bulgaria. Vi interrompo solo un secondo, Abbiamo il problema del cellulare, della protezione civile, chi lo avesse ritrovato è pregato di riportarlo qui sul palco. È davvero importante riavere questo cellulare per motivi di ordine pubblico, quindi anche rintracciabile attraverso un codice GPS, quindi non date la possibilità di andare avanti nelle ricerche, quindi consegnatelo se qualcuno lo dovesse aver trovato. Ancora applauso, Bulgaria protagonista.
Da Sevlievo il gruppo Razvitie, protagonista di questo incontro, la Bulgaria, nei loro valli ricercano la bellezza.
Thank you.